verrà fuori questo video che registrerò seduta per terra. Ma volevo parlare con voi. Da quando ho aperto il canale, come avrete visto, gioco di parole, avevo problemi di vista. E anche adesso. E quindi volevo raccontarvi cosa mi è successo, la mia storia riguardo agli occhi. Io sono nata con vari problemi fisici, tra cui un problema grave agli occhi, e da quando ho iniziato le scuole elementari ho iniziato a portare gli occhiali da vista. Ero molto miope, con gli anni sono andata peggiorando fino ad arrivare al 2014, l'anno scorso, il 2014, scusate, e praticamente ero arrivata a un punto di miopia che anche se facevo il laser, quello che costa 1000 passa euro a occhio, per far passare, diciamo, per eliminare la miopia e i problemi alla vista, non si poteva più fare niente. Ero arrivata al limite proprio di essere orbi, cioè avevo dei fondi di bottiglia come lenti di occhiali e avevo appena fatto un trasloco, un appartamento nuovo. Guidando vedevo sull'occhio sinistro come un filo di lana. È difficile da spiegare. Vedevo come un filamento proprio davanti a dove dovevo guardare. C'era sto filamento trasparente che dovunque guardavo, cioè non si levava, era sempre lì. E non capivo che cos'era, perché non mi era mai successo. Io ho anche le miodesopsie, cioè chiamate anche mosche volanti. Io vedo dei pallini, delle forme, delle cose strane muoversi nell'occhio. A volte sono così grandi che mi sembra che siano pure reali, cioè mi giro di scatto, ma che cazzo era quell'ombra? Ah no, era la pallina nera, quella specie di mosche volanti che vedo, quei filamenti che vedo, però non li vedo sempre. Vedevo questo filamento. E il giorno dopo io non potevo permettermi di stare male, perché cioè all'epoca convivevo, avevo solo io la patente, potevo guidare solo io, e senza patente senza macchina eravamo nella cacca, e non potevo permettermi di ammalarmi o che succedesse niente. E invece la mattina dopo mi sono svegliata vedendo una sfera nera nell'angolo dell'occhio in basso a sinistra. Vedevo come questa pallina di gelatina, e mi ricordo perché all'epoca guardavo Pretty Little Liars su Italia 1 e io non pensavo sempre, io sono una che pensa sono una che pensa molto in positivo, e quindi pensavo sempre dai che così mi vedete meglio, dai che andrà via, è una cosa passeggera. E invece la sera andavo a letto pregando che il giorno dopo ci vedessi meglio, passasse questo problema. Invece il giorno dopo mi svegliavo con questa palla nera di gelatina ancora più grande, e ho deciso di andare al pronto soccorso, perché questa palla di gelatina mi faceva molta paura e mi impediva molto la vista, e l'occhio è iniziato a gonfiarsi e a farmi male. Vedevo anche dei flash. Quando chiudevo gli occhi sentivo male, tipo come un forte bruciore, e vedevo dei lampi, come dei fulmini. Era un sabato pomeriggio. Il mio ex suocero mi ha accompagnata al pronto soccorso di Piove di Sacco. No, al pronto soccorso oculistico di Padova, e da lì mi sembra di sì. E lì ho trovato un dottore molto incompetente che mi ha visitato proprio
in termini proprio detti fra me e te alla cazzo di cane, c'è proprio veramente da vergognarsi, dicendomi dopo 2 secondi che mi ha lampionato con questa pila agli occhi per vedere non so cosa, ritorna domani mattina perché ora il dottore non c'è. Torna solo domenica mattina nel pronto soccorso oculistico a Padova. La dottoressa mi visita e mi dice che ho un grave distacco di retina e devo essere operata d'urgenza. Scusate, io ho sempre avuto paura di essere operata negli occhi perché non è come operare un dito di una mano o un dito di un piede. Diciamo che negli occhi mi hanno sempre fatto un certo perché negli occhi, cioè dietro gli occhi, cioè ragazzi, c'è il cervello, ci sono i nervi, cioè c'è tutto. Se loro operandomi per sbaglio andava storto qualcosa o toccavano qualcosa, io ho sempre avuto la paura di restare veramente, questo veramente handicappata o con tic o con invalidità gravi. Io ho iniziato a piangere come una disperata perché non me l'aspettavo. Dovevo tornare la mattina dopo e la dottoressa si è raccomandata che io stia a riposo fino al giorno dopo e con la testa alta. Se no, se io restavo anche solo così, in questa posizione, la retina non si era staccata, ma la mia retina era così un grave distacco di retina che si è perfino arrotolata in se stessa. E stando anche in questa posizione, la forza di gravità, no? Faceva sì che cadesse ancora più in giù la retina, cioè mi si rompesse ancora di più. Ho cercato di fare il meglio che potevo, stando a riposo, e siamo andati su la mattina dopo, quindi il terzo giorno. Mi hanno visitata, mi hanno messo alle gocce, un sacco di cose. A un certo punto arriva il primario per dirmi che non hanno camere per ospitarmi, diciamo, come cazzo si dice? Degenza, no? Sì, non hanno un posto letto in reparto per me. Grazie a sti cazzi. Cioè, vaffanculo, volevo dirgli, sono 3 giorni che faccio avanti e indietro, Padova a casa, e tu vieni a dirmi adesso che non ci sono vabbè. Comunque mi sembrava impossibile, io volevo bestemmiarli dietro e mi hanno detto che mi aspettano all'ospedale di Mestre. Ok? Quindi noi stanchi siamo andati, non mi ricordo se è lo stesso pomeriggio o il giorno dopo, siamo andati all'ospedale di Mestre. All'ospedale di Mestre si sono messi le mani in testa, ma veramente così, perché la situazione ovviamente, aspettando giorni e giorni e giorni, è peggiorata di molto. Se mi avessero operata subito, diciamo che magari avrei recuperato anche un po' di vista e ci vedrei meglio di adesso, e l'operazione non sarebbe stata così complicata, lunga e difficile, con un post operazione, con una convalescenza molto lunga. Vi spiegherò tutto. Praticamente il dottor Buratto all'ospedale di Mestre mi dice che loro purtroppo non hanno il tempo e neanche i mezzi, cioè i macchinari per operarmi, per operare un caso del genere. Quindi immaginate la mia situazione com'era. Quindi partiamo, andiamo a San Donà di Piave, che là mi aspettava il primario, il dottor Rapizzi. Sono stata operata dal primario Emilio Rapizzi, bravissimo.
La mia prima operazione, e se non la facevo magari era anche meglio, sono stata 3 ore, anche di più, in sala operatoria, a testa alta. Loro erano convinti che non vedessi nulla, ma io vedevo, ero in dormiveglia e sentivo anche quello che dicevano e riuscivo a vedere, mentre magari mi passavano, non so, mi mettevano le mani nell'occhio, insomma, con i loro attrezzi, le cose. Mi hanno fatto una vitreoctomia. Ora io non sono una dottoressa, io vi spiego quello che ho capito. Se sbaglio qualcosa, magari se siete più esperti scrivetemelo nei commenti. Con questa vitreoctomia mi hanno operata anche di cataratta. Sarebbero 2 o 3 operazioni in una. Praticamente la cataratta, operandomi alla cataratta mi hanno aggiustato la retina. Intanto mi hanno tolto la cataratta per rendermi la vista più vivida, più limpida. Mi hanno messo il cristallino artificiale. Mettendomi il cristallino artificiale io non riesco più a mettere a fuoco. Cioè se tu mi metti il dito così, io vedo, cioè a questa distanza, cioè in teoria se tu metti molto da vicino le cose, vedi le cose meglio, non offuscate. Io vedo il dito offuscato. Per tenermi attaccata, mi prendo un altro cuscino. Per tenermi attaccata alla retina, che cosa hanno messo? Mi hanno messo un gas. Questo gas che dovevo tenermelo. Questo gas all'interno dell'occhio che faceva sì che la retina si attaccasse, si aggiustasse. Questo gas andava via molto molto lentamente. Per questo vi dicevo, la convalescenza era molto lunga e finché il gas non andava via completamente io non potevo guidare. Anche perché se il gas andava via completamente poi io dovevo farmi le lenti nuove perché ho recuperato parecchio di vista. L'anno scorso ho passato un inverno in casa. Cioè io ero perennemente a casa, facevo casa e ospedali. Per le visite, insomma, di controllo. Perché comunque se avevo questo gas nell'occhio, io ci vedevo malissimo, come essere dentro una bolla d'acqua. Settimana per settimana vedevo il livello del gas che si abbassava. E io ero felicissima perché notavo che ci vedevo meglio. Ma il bello doveva ancora venire. Perché a gennaio mi hanno operata di cataratta nell'occhio destro. L'occhio che quando sono nata ha avuto più problemi. Mi hanno operata di cataratta perché la differenza di vista tra quest'occhio e l'altro, cioè ci vedevo meglio in questo ci vedevo una mazza e quindi hanno detto dobbiamo renderli più o meno equilibrati, più o meno uguali di vista. Allora operiamo la cataratta. Ci vedevo da Dio. Voi non potete capire come cazzo io ero felice di vederci così, guidando, vedevo i cartelli tipo da distante, dicevo guarda, è bellissimo vederci, è bellissimo. Voi non potete capire, dopo aver passato mesi, il gas comunque è andato via dopo 3 mesi, calcolando più altri mesi, diciamo da settembre fino a febbraio sono sempre stata a casa. Mi hanno fatto gli occhiali nuovi che dovrei averci. Oddio. Questi sono gli occhiali da vista. Ero troppo felice e ovviamente quando si è troppo felici poi succedono le cose molto brutte. Era l'inaugurazione dell'Expo. Io l'ho passata in ospedale. Sono stata operata il 3 e 4 maggio, o il 3 o il 4 maggio, sempre per un grave distacco di retina all'occhio destro. Questa volta era più grave del sinistro. Sono operata all'ospedale di Mestre. Sono stata
malissimo per tutta l'estate, perché non ci vedevo bene come prima. E dopo quest'ultima operazione sono ancora più strabica. A volte mi capita anche di incrociare gli occhi guardando da vicino. Qualche settimana fa sono andata ad una visita di controllo e il dottor Buratto mi ha fatto un laser. Ragazzi, ci vedo bene. Ragazzi, non potete capire quanto sono felice. Però cerco di mantenere calma, un po' di trattenere la mia felicità, perché ho paura che non sono mai tranquilla con questi occhi. Ora vi spiego un attimo. Il distacco di retina grave come il mio è molto 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 raro. Capita a chi ha fatto traumi, incidenti gravi. Io purtroppo sono predisposta, perché devo accertare tramite degli esami dal genetista se ho una sindrome rara, che magari vi darò nei prossimi video. Non vi dico neanche le gocce che mi hanno ordinato, che ho dovuto mettermi, integratori alimentari per cercare di prevenire la degenerazione maculare. Sì, prevenire è meglio che curare. Il distacco di retina capita agli over 50, over 60, e anche la cataratta la fanno, operano di cataratta gli over 50 e over 60. Rarissimo che operino di cataratta, o rarissimi sono i distacchi di retina nei ventenni, come me. Purtroppo a molte cose non si fa più caso, si danno per scontate. Le piccole cose della vita, no? Vedere, parlare, guidare, vedere il sole, vedere gli alberi. Io mi ricordo che quando sono andata a prendere gli occhiali da vista e riuscivo a vedere con le lenti nuove dopo essere stata operata, la prima cosa che restavo incantata a guardare erano gli alberi. Era ancora a marzo, aprile, c'erano ancora i rami un po' secchi, dovevano ancora venire fuori le foglie, e io ero incantata nel vedere i rami, la forma che avevano. Ero incantata a vedere il cielo, i campi. Questa cosa mi ha molto cambiata. Ognuno ha i suoi problemi. Tutti di noi hanno i propri problemi. Chi più gravi, chi meno gravi. Ognuno ha le sue. Io vi dico, siate felici con quello che avete. Sì, non ci si dovrebbe mai accontentare. Però anche se le cose vanno male, dovete cercare di dire: c'è chi sta peggio, c'è chi sta davvero molto peggio, chi soffre, chi sopravvive ogni giorno, chi non ha la vista, chi non può camminare, chi non può parlare, chi non può sentire. Ho fatto molti video tempo fa con gli occhiali da sole perché avevo il gas nell'occhio. E comunque, stando a casa, fare video è l'unica cosa che amavo fare. A gennaio ho iniziato a fare video e nel primo video dovevo mettermi le gocce e ero truccata, anche se non potevo truccarmi, e ho fatto le lacrimucce per tutto il video. Non ci vedevo nello schermo del telefono, e magari ve lo metto qua da qualche parte il video. Dovete amare, dovete godervi le piccole cose della vita. Le persone che non sanno apprezzare certe cose, forse sapete cosa? Io mi stavo trascurando molto in quel periodo e il mio corpo ne ha risentito molto. Il mio corpo mi dava dei segnali, anche la seconda volta del secondo distacco di retina, che io non ho ascoltato. Dicevo: forza corpo, dai che ce la facciamo, porta pazienza, dura ancora un po', e invece sono crollata. Dovete amarvi prima voi che gli altri, siate egoisti,
mandate a fanculo la gente che non vi ascolta, che vi maltratta, non si prende cura di voi e non vi rispetta. Io vi saluto, spero che questo video sia stato d'aiuto o vi faccia pensare, vi faccia riflettere e vi faccia ragionare un attimo su quello sui problemi della vita. Ecco. Ciao a tutti.